noi dobbiamo essere una squadra molto più anche sfrontata, ecco. Quindi se si va sotto, bene, pazienza, si farà un time out, se ne faranno 2, si continua a difendere e si continua a giocare duro dal primo all'ultimo secondo. Eccola dunque la Serie A. Assaggiarla contro la squadra favorita per lo scudetto può tagliare le gambe anche ai più convinti, e Treviso convinta lo era davvero ieri sera nel Pala Verde da tutto esaurito per il ritorno tra le grandi. Tanto convinta che dopo la stretta di mano tra coach Max Menetti e l'ex Santone Ettore Messina alla guida della corazzata Milano, la De Longhi ha fatto sul serio per 2 quarti, reggendo l'urto con fermezza e piazzando i canestri giusti. Un parziale di 8-0 iniziale che ha fatto sognare. Poi Milano è rientrata e ha macinato la squadra favorita, chiudendo con un vantaggio però esiguo, ma che si è allargato sempre di più. Era un momento, sembrava che non stessimo segnando guai, ed era vero, ed eravamo a meno 14, non eravamo a meno 45, però sembrava che fossimo a meno 30. Errori e percentuali che crollano, sfiducia che prende il sopravvento e non te lo puoi permettere con Milano che divora la gara fino al 75-53 finale, oltre un ventello di scarto e un terzo quarto da incubo finito 21-9. Menetti sa che deve ripartire da una difesa che in più punti si è dimostrata di livello. 75 punti con Milano comunque non sono, vuol dire che comunque abbiamo avuto un'idea difensiva, seppur ancora abbiamo fatto, sono quei 10, 12, 14 punti che sono dei regali su dei cambi, su delle situazioni molto semplici che però con queste squadre sono pesantissime. E il migliore in campo è proprio uno che mangia pane in difesa ma sa anche colpire il canestro. Il più acclamato del pubblico, Lorenzo Uglietti, che in vista di Cremona individua un'altra arma da sviluppare. Partire anche dal correre di più contropiede, dall'essere più coraggioso nel correre di più contropiede, magari rischiando qualcosa in più, cosa che nel secondo tempo abbiamo smesso di fare.